Union Camere Veneto oggi è qui a Verona per il secondo appuntamento di un roadshow che nasce in collaborazione proprio con gli enti camerali. Come nasce l'iniziativa? L'iniziativa nasce da un programma nazionale che è il programma infrastrutture finanziato dal Fondo di Perequazione e che ha l'obiettivo, questo fondo, di rendere omogeneo sul territorio nazionale le funzioni che le Camere di Commercio svolgono. In particolare sul tema delle infrastrutture è ancora più centrale il ruolo delle Camere di Commercio come punto di ascolto delle esigenze dei territori, di incontro tra soggetti privati che le governano, perché sono delle strutture degli enti pubblici molto particolari perché sono appunto pubblici con un'autonomia definita funzionale, ma sono governati dalle imprese, quindi incontro tra mondo del privato e il mondo dei decisori pubblici. In questo programma infrastrutture appunto questo ruolo emerge ancora più importante, ha ancora più risalto perché noi abbiamo voluto organizzare dei momenti, dei tavoli di ascolto del territori grazie alle Camere di Commercio con tutte le categorie economiche, con gli operatori della logistica per arrivare a stilare insieme poi alla regione, all'autorità portuale del sistema del mare Adriatico del Nord, questo elenco delle priorità infrastrutturali, che sono priorità fondamentali per le nostre imprese, per quindi lo sviluppo degli scambi commerciali e anche per in generale la competitività, ma che sono poi anche molto importanti da presidiare nel appunto progettazione e realizzazione per l'impatto poi che hanno sulle comunità e quindi sul territorio proprio nel quale si vanno a insediare. Prevedete altri momenti nei prossimi mesi in altri enti camerali? Questa è la prima tappa del roadshow nazionale, per cui questo è il momento di presentazione e di chiusura. Ci sono poi due focus che presenteremo prossimamente, poi siamo aperti anche a tavoli di incontro e di presentazioni che le singole Camere di Commercio ci chiederanno di realizzare con le loro categorie.